Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto al calciomercato, Batman napoletano. Come state qua giù? Spero tutto bene. In questo video andremo a fare il pre-partita, scusate mi sono sbagliato, il pre-partita di Genoa-Napoli, che si giocherà domani, sabato, alle 18, in Liguria, Genoa. Allora, prima di tutto andiamo a dire la formazione del Napoli, che secondo me Antonio Conte andrà a mettere, poi il risultato e poi andremo a mettere, scusate, andrò a fare l'analisi della partita. Allora, direi di partire subito. Allora, formazione del Napoli, Meret, poi difesa a 3, composta da Rachmani, che dovrebbe ritornare a giocare titolare contro il Genoa. Poi chi c'è? Non ha nessuno. Good momento. Io posso mettere Rachmani, Jesus. Cioè no, scusate, Beukema e Buongiorno, gli unici disponibili. Poi difesa a 4, composta da Miguel Gutierrez sulla fascia di destra, poi due centrocampisti Lobo e McTominay, poi come centrocampista di sinistra, quindi essendo di centrocampo, andiamo a mettere Spinazzola. Poi due centrocampisti offensivi e una punta, quindi un 3-4, anzi no, scusate, un 3-4-1-2. Vabbè, centrocampisti ve l'ho detti, come unico centrocampista offensivo vado a mettere Vergara e poi sotto punta vado a mettere cosa la giovane e poi come punta centrale vado a mettere Rasmus Højlund. Risultato finale 0-2 per il Napoli. Va a segnare Rasmus Højlund e poi Alisson Santos che entrerà al 50° e poi una decina, massimo 15 minuti dopo andrà a far gol. Poi giù sarà una partita ostica, questo è poco ma sicuro. Sarà una partita molto ostica perché il Bologna, scusate. Il Genoa sappiamo in casa è molto forte, sta migliorando con il suo gioco, con De Russi, quindi non è una partita da sottovalutare. Ricordiamo che in casa Napoli-Genoa che mese era? Ottobre, se non sbaglio, fino a metà ottobre, inizio novembre, una cosa del genere. Vabbè, poi se vi ricordo che il Bologna, confondo sempre su Bologna. Poi stavo dicendo che il Bologna è che il Genoa ce l'ha fatta sudare quella partita, ce l'ha fatta sudare molto, però comunque abbiamo vinto con il gol di Højlund e poi Politano, se non sbaglio, o no, aspetta, era De Bruyne quello che ha segnato, non mi ricordo precisamente, no vabbè. Quindi sarà una partita molto difficile. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. E giù, in descrizione, gruppo WhatsApp.